Ciao, sono Giulio di Enape. Questa sera vi propongo un dolce innovativo, un semifreddo alle carote con il metodo Life Foster, zero spreco alimentare. A dopo ragazzi! Eccoci qua, allora andiamo a far lessare le carote con lo sciroppo d'acero e un po' di zucchero e 750 ml di acqua. Ok? Bene, ora con le carote lessate e l'aiuto di un po' d'acqua di cottura e il mini primer utilizzatelo per macinarlo in questa maniera per realizzare questa crema. Andiamo ad aggiungere i 125 di albume con i 50 di zucchero in planetaria e accendiamo la planetaria alla minima velocità. Ora andiamo a fare lo sciroppo di zucchero con lo zucchero rimanente e l'acqua e portiamo a bollore. Ora il nostro sciroppo sta bollendo a 121 gradi, andiamo a versarlo a filo all'interno della nostra planetaria e alziamo alla massima velocità sino a completo raffreddamento. Andiamo a inserire adesso la polpa di carote all'interno della meringa montata, la meringa italiana, ok? La andiamo a mescolare sempre dal basso verso l'alto e dopodiché andiamo anche ad aggiungere la panna montata. A tra poco! Via. Andiamo a finire il nostro semifreddo versandolo con l'aiuto di una sac à poche all'interno di un bicchiere, a piacere, uno stampino, quello che meglio credete. Andiamo a finire il nostro semifreddo abbinando poi le bucce delle carote leggermente caramellate con dello zucchero a velo in microonde alla massima potenza per 2 minuti. Le vado a prendere, le vado ad adagiare leggermente sulla base del semifreddo finale, la base finale, vedete, caramellate, ok, e per ultimo ed infine andiamo ad aggiungere un piccolo amaretto del nostro dolce che, volendo, 1 o 2 amaretti, chi preferisce, lo può aggiungere all'interno dell'impasto. Dopodiché fate passare 4 ore e buon appetito dopo il frigorifero.